La pagina è voltata, il piano di intervento è concluso, il salvataggio è realtà e nonostante proprio la parola salvataggio suoni a molti ironico e beffardo, visto che il decreto di Roma ratifica la liquidazione delle ex popolari venete, i fatti sono concreti. 5,2 miliardi dallo Stato e garanzie fino a 17 miliardi per consentire a Intesa San Paolo di farsi carico degli asset positivi di BPV e Veneto Banca. Nominati da Banca Italia i commissari liquidatori, creati anche i comitati di sorveglianza. La parola d'ordine è rassicurare. L'intervento, dice Banca Italia, tutela tutti i risparmiatori e i creditori senior e sono previste misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail. Uffici e sportelli aperti oggi, operazioni normali, ora però sotto la responsabilità di Intesa. L'intervento, dice Banca Intesa, permette di evitare i gravi riflessi sociali della liquidazione coatta amministrativa, salvaguardando l'occupazione, i risparmi di 2 milioni di famiglie e le attività di circa 200.000 imprese finanziate. Da Palazzo Balbi gli interrogativi sono rivolti al governo. Vorremmo ad esempio sapere quali sono i veri numeri, che ci dicano se queste due banche erano magari agonizzanti da mesi e nessuno aveva il coraggio di dirlo, oppure se questa agonia è comparsa da una settimana a questa parte. Ad oggi queste informazioni non ci sono. Ci siamo trovati di fronte ad una scelta drammatica tra un fallimento annunciato e possibile e invece un intervento pubblico per salvaguardarle. Quindi una condizione che ha evitato il peggio e ha rimesso invece di fronte a un operatore importante italiano come Banca Intesa una salvaguardia dell'economia locale. Correntisti e obbligazionisti secondari salvati. Il problema riguarda gli azionisti, le cui associazioni sono pronte al ricorso contro il decreto e decise a organizzare una manifestazione di piazza. Intanto le inquietudini sugli esuberi dei dipendenti vengono stoppate dal governo. Non ci saranno licenziamenti, potranno accedere al fondo previsto dagli accordi con i sindacati dei bancari, potranno accedervi solo però sulla base di una loro scelta volontaria. Una vicenda che per Zaia sa di rammarico. Se avessero proposto a noi queste condizioni come finanziaria regionale, magari qualche mese fa o qualche anno fa, visto e considerato che il tema si affronta ormai da parecchi mesi se non da anni, magari anche la finanziaria regionale assieme al territorio avrebbe potuto trovare una soluzione.